Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Infatti ci sono e saluto tutti quanti voi. Bentornato su Radio Libertà. Grazie. Oggi assegniamo un Bamba, mi viene da dire fallacciano, nel senso di, mirato sulla grande lezione di Oriana Fallaci, via, mi sento di dire questo. Sì, questo è vero. Direi che è un Bamba doppio. Cercherò di spiegarmi perché è successa una cosa veramente ignominiosa. Un asilo cattolico, bambini piccini, sono stati portati in moschea a pregare con la testa rivolta alla Mecca, come usano questi signori islamici. Ebbene, la cosa si è risaputa ed è scoppiata una polemica, però diciamo che a livello ufficiale nessuno ha protestato. Addirittura il parroco, diciamo, della zona e quindi l'autorità ecclesiastica ha applaudito l'iniziativa, cioè portare i bambini cattolici in una moschea a pregare la maniera che sappiamo come fanno appunto gli islamici, è stata una cosa buona e giusta e istruttiva. Invece a me sembra una cosa stupida, una cosa addirittura, diciamo, non so come definire, folle, una cosa folle. E devo dire che la polemica in Italia c'è stata, ma non ai livelli che avrei immaginato, niente da fare. Adesso i nostri bambini delle elementari, addirittura dell'asilo, possono andare a pregare nella moschea, e questa è una cosa che mi ripugna. Non so a voi cosa ne pensate, ma io trovo che sia ripugnante. Sì, no, sottoscrivo, anche perché un conto è fare una visita in un centro culturale islamico in nome della reciproca conoscenza, per carità, ma far pregare i bambini nella maniera islamica, sulle indicazioni di un imam, a me non può che suonare come indottrinamento religioso, cioè non vedo un'altra definizione. No, è la definizione giusta, non saprei trovarne una neanche peggiore, insomma. È una cosa che a me personalmente rivolta, mi dà fastidio, ma anche perché conosciamo la cultura islamica, quella che impone a molte famiglie di tagliare i clitori delle bambine, che è una pratica ai limiti della tortura. Sappiamo come vengono trattate nelle famiglie islamiche le donne, tanto è vero che gli uomini possono avere 3 mogli, mentre le donne possono, diciamo, accontentarsi di un marito, anche se le picchia, le maltratta e le costringe a vestirsi come delle marionette. Insomma, siamo di fronte non a una cultura diversa, no, siamo di fronte a una subcultura che noi dovremmo combattere. E poi c'è un'ultima considerazione. Diciamo che sono gli immigrati che devono abituarsi e accettare i costumi del paese che li ospita. Questo è evidente. Se vogliono stare qui, lavorare e vivere con noi, devono adattarsi alle nostre abitudini, alla nostra cultura, e non dico la nostra religione, ma insomma neanche andare contro la nostra religione. E invece tutto questo non avviene, e qui siamo di fronte a un autentico scandalo. Non c'è dubbio. Tra l'altro, volevo chiederti come ti spieghi proprio in ore di conclave, questo cortocircuito clamoroso per cui atti di palese sottomissione religioso-culturale vengono espletati da istituti cattolici. Come mai questo cortocircuito, secondo te? Ma è difficile di trovare una spiegazione se non nel cervello di quella persona o di quelle persone che hanno organizzato una manifestazione civica. È solo una questione di cervello, di incultura, purtroppo. E questa cosa veramente
fa un po' schifo, insomma, se ci pensiamo bene, che i nostri bambini devono finire a America, insomma, questo non me lo sarei mai aspettato. No, infatti il nostro Bamba va per rappresentanza, diciamo, alla direttrice dell'istituto Stefania Bazzo, ma in generale all'operazione, alla sottomissione culturale. Tra l'altro questa direttrice ha difeso sul Corriere della Sera l'operazione richiamandosi al dialogo culturale e religioso. Mi viene in mente però, non so cosa ne pensi tu, una cosa che diceva non l'ultimo Papa, il penultimo, Benedetto XVI, e diceva: perché ci sia dialogo religioso, però serve quella cosina che si chiama reciprocità. Cioè, io non so se sia possibile questa scena al contrario in un paese islamico, tendo a dubitarne, non so tu. No, assolutamente è impossibile, anzi chi dovesse fare un'operazione del genere rischierebbe addirittura di essere ammazzato, perché sai, gli islamici non vanno giù tanto per il sottile, quindi non c'è nessuna reciprocità, e noi invece che siamo i soliti mollaccioni, adesso portiamo i nostri bambini nella Mecca. Solo dire questa frase mi fa venire il mal di stomaco. Sì, e io temo, adesso non vorrei fartelo peggiorare, ma a proposito di pregare verso la Mecca, mi viene in mente una cosa che spesso ha ricordato anche ai nostri microfoni, tanto Magdi Cristiano Allam, uno che sa quello di cui parla, diciamo, ecco, certo. che ricorda come i musulmani pregano 5 volte al giorno verso la Mecca e nella loro formula condannano, rivolgendosi ad Allah, coloro nei cui confronti sei adirato, coloro che la via hanno negato. Cioè, dice Magdi, secondo la teologia islamica, costoro sono i cristiani e gli ebrei. Cioè 5 volte al giorno quella preghiera condanna i cristiani e gli ebrei. Quindi i nostri bambini hanno, come dire, fatto una preghiera del genere, mi sembra doppiamente grave, ecco. Sì, addirittura un moltiplicatore di imbecillità, tra l'altro, anche perché queste cose tu le sai, ma questi deficienti che hanno organizzato tutto probabilmente non sanno niente, sono ignoranti come le tarli. Sì, potrebbe essere la scusante, non so quale delle due ipotesi sia peggiore, insomma, ecco. In entrambi i casi un Bamba va segnato con enfasi a questa gente. Con grande enfasi. Ti pongo un'ultima questione: se tu fossi stato un genitore di uno di questi bambini fatti pregare secondo rito islamico, come l'avresti presa? Avrei fatto una rivoluzione, diciamo, a partire da casa mia, mi sarei messo in contatto con altri genitori e avrei fatto un casino infernale. Sì, non c'è dubbio, perché, come dire, questa imposizione no, ecco, cioè l'imposizione no. Caspita, organizzato dalla scuola cattolica, siamo impazziti. Siamo impazziti, speriamo, non so cosa dite, speriamo che, come dire, dal conclave esca un nome che magari ha presente che l'identità cristiana significa qualcosa. Sembra assurdo dirlo, ma se istituti cattolici fanno azioni del genere, non è più scontato che nemmeno la Chiesa tenga la barra, ahimè, ecco, questo mi pare il punto. Questo è un timore che proviamo tutti, però speriamo che non succeda proprio questo, anche perché la situazione che abbiamo raccontato credo che abbia colpito molta gente, e quindi ci sarà di qui poi un rifiuto a sottoporsi a pratiche del genere. Sì, potrebbe innescare una crisi di reazione, non c'è dubbio. Noi in ogni caso straribadiamo questo Bamba, se concedimi un po' anche nel nome di Oriana Fallaci, a questo istituto, a questa direttrice, a tutti costoro che hanno questi debislacchi. Con grande enfasi. Assolutamente. Grazie come al solito, direttore. Grazie a tutti voi. A presto. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Felli.